Grazie Cristiano. Presidente, a lei. Sì, veloce. Ma che un buffet forte, guarda. Buongiorno a tutti, buongiorno e grazie per essere qui, grazie veramente. A dire la verità, qua la star è Michele, e quindi facciamo un grande applauso perché comunque si è messo a disposizione, crede in questa sfida. E che non vi venga il dubbio che la ragione non c'è, insomma, sono venuto di persone. L'ho portato anche al vicepresidente, avete l'assessore Corazzari, c'è il consigliere Cestari, insomma c'è tutta la squadra, arriverà forse anche Simona Bisaglia. Per dire cosa? Per dire che saluto Isi Coppola, l'ho visto prima, che è stata il mio assessore. Dov'è la Isi? Eccola, ciao Isi. Non è mio costume andare in giro per i comuni a parlare male di quelli che c'erano o parlare male di quelli che corrono contro di noi. Io penso invece che sia corretto venire qui a dirvi quali sono le nostre idee, che sono quelle di sostenere Michele, e lo facciamo, tutto il centrodestra è unito. Sono quelle di una preoccupazione del governatore che pensa che il giorno dopo le elezioni un candidato abbia l'obbligo morale di considerare i cittadini tutti uguali. Non è chi ti ha votato e chi non ti ha votato. E uno può dire, ma allora vai in giro per cosa? Vado in giro perché penso che, al di là di tutto, quando tu hai la possibilità di avere un sindaco che ti è amico, che non passa le sue giornate a pensare non ai problemi di Rosolina, ma a rompere le balle al Presidente della Regione che deve andare sui giornali, prendersi qualche fotografia, eccetera, sui giornali, pensi che sei un sindaco con il quale dialoghi, puoi fare delle grandi cose per il tuo territorio che è il Veneto, ma in particolar modo per Rosolina. Quindi io vengo a dirvi che c'è una comunione di intenti e di visione con Michele, con tutta la squadra, il programma lo sapete, ed è la volontà di dirvi che noi ci siamo soprattutto dove i sindaci vogliono collaborare. Prima siamo stati a Chioggia e a Chioggia abbiamo detto più o meno le stesse cose, perché è difficile portare avanti 5 anni di amministrazione con un'amministrazione che ha come mandato solo quello di contrapporsi a te e non pensare al bene dei suoi cittadini, perché penso che prima vengono i cittadini di Rosolino, no? Oh, guardate, un'assemblea così, siete in tanti, vorrei che qualcuno poi venga magari a fare anche delle foto da qui, siete veramente in tanti, è sostanzialmente costituita da 3 componenti. Una, quella maggioritaria di chi sostiene Michele e la sua squadra. Penso che qui ce ne siano molti di sostenitori, no? Non vi chiedo di alzare la mano, non preoccupatevi. La seconda componente, che è quella, lasciatemi dire, che più mi interessa, che è quella di chi magari è venuto per curiosità, per farsi un'idea, per conoscere il candidato, i candidati, per cercare di decidere per chi votare, e che ha diritto del massimo ascolto da parte nostra, no? Cioè, io vi dico, venite, ascoltate i nostri interventi, poi parlate con Michele, fate le domande che dovete fare, magari le fate a 4 occhi, Michele è disponibile e dopo decidete, nella totale libertà. Poi c'è una piccolissima componente, che è la terza componente di questa piazza, che sono 2 o 3 persone che sono quelle dell'altra lista mandati per controllare. Dite che era pieno oggi, diteglielo bene che siamo strapieni. E quindi il lavoro l'avete fatto. Guardate, noi ci siamo, penso che ci sia una dimensione di questi territori che non sono la periferia dell'impero. Ve lo dice uno che viene da un altro territorio che è considerato la periferia dell'impero. Cioè, anch'io vengo da un comune di confine, molto distante dal centro nevralgico del Veneto, e quindi capisco qual è il sentimento che molti possono avere. Cioè, quello sempre di dire, ma tanto a sta gente non gliene frega niente dei nostri problemi. Pensiamo solo alla dimensione, ho visto Nicola prima, dove è Nicola? Eccolo là. Pensiamo a sto rompiballe che avremo, ciao Nicola, scusa il saluto simpatico, lui è un operatore turistico, e il turismo non è che è un di cui, il turismo non è un di cui, l'offerta turistica in Veneto vale 18 miliardi di euro ed è la prima industria in Veneto. Noi vogliamo investire, continuiamo ad investire, c'è necessità di avere un'interlocuzione che sia solida, ma poi c'è un tema di viabilità. Oggi ho voluto portare qui anche la vicepresidente Del Berti, che dopo vi dirà 2 parole sulla viabilità, anche sul fronte della viabilità, delle comunicazioni, insomma di tutto quello che si può fare assieme. Io non faccio, cioè non giro i comuni con la pozione magica, noi se la pozione magica non ce l'abbiamo, però posso dirvi una cosa, che ci mettiamo impegno, che siete ancora oggi
viventi nell'unica regione in Italia dove non si applicano tasse regionali dal 2010, nessuno magari ve lo dice, ma grazie a noi in questa regione non si prelevano soldi dalle tasche dei veneti per un controvalore di 1.179 milioni di euro all'anno. Questa è l'unica regione in Italia dove questo non si fa. Se vi interessa un dato, sono circa 230 euro all'anno per famiglia, per persona. Detto questo, vi dico che stiamo uscendo da un periodo che non è stato facile, sono 20 mesi di coronavirus, di Covid e di tutte le difficoltà che abbiamo vissuto. Non si può dimenticare che 11.700 persone in Veneto hanno perso la vita, non si può dimenticare che questa non è un'influenza, non si può non dimenticare tutto quello che abbiamo tutto noi sofferto, no? Non parlo solo degli ammalati, parlo dell'economia, delle restrizioni, di quello che sono state poi, pensate, abbiamo vissuto un lockdown. Chi avrebbe mai pensato di vivere un lockdown? Nella storia, quando mai capiterà? Se qualcuno a dicembre 2019 ci avesse detto cosa sarebbe accaduto, lo avremmo internato, no? Avremmo detto sto qua è pazzo, questo veramente ha qualche problema. Invece noi abbiamo affrontato questi mesi come comunità, non sono stati facili, però io ho l'obbligo di dirvi che oggi una bella luce in fondo al tunnel la si vede. È iniziata una fase nuova, pensate che in questo momento abbiamo meno di 300 persone in ospedale, abbiamo delle quali 57 sono in terapia intensiva, l'80% non sono vaccinati, ma non è questo l'obiettivo. L'obiettivo è quello di dire che è iniziata questa fase nuova. Pensate che con 300 mediamente nuovi contagiati al giorno, se fossimo in un altro momento storico di questa epidemia avremmo 1500 persone in ospedale. Quindi è iniziata una buona fase, spero che si sia arrivati alle battute finali. Siamo ancora un po' preoccupati per il tema che si è aperta la scuola l'anno scorso ci ha riservato poi una sorpresa, ve la ricordate, insomma l'invernata dell'anno scorso. Però i dati quest'anno sono buoni. Riparte l'economia, perché tutte le imprese ci dicono che c'è fermento, c'è voglia di fare, insomma, avete fatto, non so come sia andata qui a Rosolina Nicola, ma la stagione non è andata male. Ma dai, cazzo, non te puoi pensare peggio. Guarda che non solo devo fare una verifica fiscale, ti devo domandare come è andata. Bene, è andata bene. Abbiamo dati sul turismo del Veneto che sono incoraggianti, abbiamo fatto una stagione migliore del 2019 e c'è anche da dire una cosa importante, che sono ritornati i cittadini italiani, un più 46% degli italiani nelle nostre spiagge. Speriamo che questo sia foriero del fatto che continuino a scegliere le nostre spiagge e si continui a pensare anche al turismo, diciamo, quello un po' più domestico. E in generale io vi dico che le elezioni si vincono, nonostante questa piazza sia piena e Michele abbia il vento in poppa, si vincono dopo lo spoglio elettorale. Quindi è fondamentale che Michele prenda un voto in più del secondo piazzato, se no perde le elezioni. Chiaro? Quindi le feste le facciamo dopo. Nel frattempo tutti quelli che fanno parte della categoria sostenitori e incalliti hanno deciso, facciano in modo di recuperare il più consenso possibile. C'è un bel progetto amministrativo, la Regione non vi dimenticherà, abbiamo peraltro la possibilità anche di annoverare illustri rappresentanti del territorio, a differenza del passato, insomma i rappresentanti del territorio sono nostri, sono tutti in maggioranza in Regione e penso che questo sia ancora più utile alla partita di Rosolina di questi territori. Se mi permetti lascerei la parola alla vicepresidente Alberti per due notizie sulla viabilità. Grazie. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Allora, in materia di infrastrutture e trasporti sono questioni che ovviamente per il vostro territorio, per migliorare anche l'accessibilità, sono assolutamente importanti.